In Piemonte, per Ognissanti, si tramandavano piccoli riti che avevano lo scopo di conservare il ricordo dei propri cari scomparsi, nella convinzione che la notte tra 1 e 2 novembre fosse possibile comunicare con essi e addirittura che questi potessero per qualche ora ritornare a casa. La notte dei Santi era quindi consuetudine lasciare delle castagne bollite, vino e caffè per i morti che sarebbero passati a visitare le loro case. Le donne quella sera erano invitate a non rigovernare la cucina e a non spazzare per non disturbare le anime. Al mattino si diceva di non disfare immediatamente il letto, lasciando coperte e lenzuola a disposizione delle anime dei parenti morti, che avrebbero approfittato in quel giorno per riscaldarsi nel calore familiare. Dopo la messa del 1 novembre, la sera in molte località si svolgeva una processione al cimitero. Tutto il paese partecipava andando sulle tombe dei propri cari. Si diceva «Aventanacia mai noste» e si iniziava a parlare con le tombe, come se ancora i propri cari fossero vivi. Poi li si invitava a tornare a casa per la cena, convinti di potersi ritrovare per quel pasto. Il mattino del 2 novembre i vivi e morti sarebbero poi andati insieme alla messa e dopo la funzione si sarebbero nuovamente separati per un anno. Oggi, per Ognissanti, anche i bambini italiani e piemontesi vanno di casa in casa per la pratica del dolcetto o scherzetto, ma questa usanza di donare e ricevere cibo non appartiene solo alla tradizione di Halloween recentemente importata. In passato anche i giovani del Piemonte e delle valli usavano fare una questua, ricevendo uova e altri piccoli doni. In molti paesi del torinese le donne bisognose, spesso accompagnate dai bambini, giravano per le case del paese a chiedere anime. In cambio di alcuni alimenti come farina e patate, pregavano per le anime di coloro che avevano regalato loro qualcosa. A Usseglio, la sera dei morti i bambini giravano per le case gridando «Ci date i mugnat?» o «Siamo venuti ai mugnat?» I mugnat era l'offerta in suffragio dei morti. Era quindi abitudine comprare castagne e farle cuocere per darle ai bambini questuanti, e a volte veniva donata anche qualche mela o nocciola. A Poirino, il giorno dei morti, nelle cascine e nelle frazioni si cuoceva una grande quantità di pane di miglio per i poveri. Infatti, partivano da Poirino i poveri e tutti quelli che non erano contadini e si sparpagliavano nelle campagne con ceste e carriole, fermandosi nelle cascine dicendo «Dene che cos per l'amor di Dio, en suffragio di vostri mort». Questa tradizione si chiamava «Andè a vagnei mort», andare a guadagnare i morti. Oltre al pane, i poveri ricevevano anche delle uova, della frutta e delle zucche. La tradizione della questua dei morti era diffusa anche nel cuneese. Nelle langhe il mattino del 2 novembre i poveri andavano a Ciamei Mort e le famiglie benestanti distribuivano loro, a suffragio dei propri morti, pane e polenta, minestra o denaro. A Cervasca, la sera dei Santi, dopo il rosario e la cena, il sacrestano con alcuni uomini andava a raccogliere di casa in casa salame, pane, vino e castagne, mangiando e bevendo e gridando «Viva i mort!». Un piatto sociale tipico della questua di Ognissanti erano i ceci e i fagioli. Nel Monferrato il 2 novembre sin dall'alba i poveri e i bambini con un pentolino andavano a raccogliere i viu e i mort. I vivi erano i fagioli e i ceci crudi e i morti quelli cotti. Pare che in alcune località fosse diffusa anche l'usanza di travestirsi. A Chiomonte la sera dei Santi uomini in camice col cappuccio sugli occhi battevano a tutte le porte gridando spaventosamente «Enlevez-vous, priez pour vos morts!». Una tradizione occitana molto caratteristica è quella del Cours di Mort. Nella notte tra 1 e 2 novembre le anime dei morti che avevano peccato si mettevano in cammino sulle montagne. Era il Cours di Mort, la loro processione. In Valle Stura il Cours transitava nella piana del Bal e al Puriaca Argentera, per poi scendere e spostarsi in Valgrana. Qui, a Chiappi di Castelmagno, le anime scendevano dal cimitero per la strada che porta a Lussaret, quindi percorsa la via Grosso fino in fondo alla Rua, attraversavano la frazione per la Via de Sportes. Arrivati alla Fondi d'Igu, tornavano a San Sebastiano e poi di lì al cimitero. Il numero di anime era sterminato e ciascuna teneva in mano un lumino. Alcune visitavano la casa dove erano morti, altri
quella dove erano nati. Quella notte tutti gli abitanti del paese cercavano di restare in casa per non incrociare il Kurs. Vederlo annunciava la morte di qualche abitante della comunità.